quando ci sono i camion la casa trema come il terremoto. A volte cadono i pali delle tende, ho l'allarme, ho dovuto abbassare la sensibilità dei sensori delle porte, soprattutto di questa, perché durante il giorno quando passa il camion, quelli grandi, la porta fa uno scossone, scatta l'allarme. Si fa molta fatica ad accedere alla statale, ad attraversare la strada, soprattutto se uno deve andare a portare la spazzatura. Traffico insopportabile, trema il letto, scatta l'allarme, lo smog che invade le case che si affacciano in strada e la sicurezza dei pedoni affidata a marciapiedi stretti o da rifare, quanto lamentano i residenti della SP46 Pasubio, di cui abbiamo raccolto segnalazione. L'assenza di marciapiedi rende pericoloso la via per i pedoni e poi se trovi qualche ciclista senza luce alla sera è fatta. Pericolosissimo. È pericolosissimo. Ci sono marciapiedi, sono stretti, c'è poco spazio, ci sono tante macchine. Sì, strettissimi. Se uno deve prendere la corriera, in due non ci stanno. L'attraversamento pedonale, uno è in fondo ed è impossibile. Qui c'è la strada con la curva, quindi con poca visibilità. È veramente un rischio, ti devi fermare e far fermare le macchine. Ecco cosa vorrebbero. Ogni tanto che ci fosse qualche controllo da parte della polizia locale, alla mattina nel silenzio delle 4:30 senti i camion in fondo là che li senti arrivare e vanno via di una velocità pazzesca. Un po' più di controllo, anche anche i blocchi ai traffico pesante per esempio. Questa è la voce dei cittadini. Noi di Rete Veneta porteremo le loro richieste alle autorità competenti. Dunque la questione non finisce qui, ma continua.